Il grande ciclismo torna a San Pietro in Gu nel segno e nel ricordo di Alessandro Bolis, un grande amministratore locale che ha saputo fare il bene del proprio territorio promuovendo la mobilità sostenibile e soprattutto lo sport rivolto ai giovani. Ma prima di entrare nel dettaglio della 2 giorni tra Prati, Paesi e Campanili targata 2024 andiamo ad ascoltare il saluto delle autorità e degli organizzatori ai microfoni di Mario Guerretta. Ritorna il ciclismo, l'appuntamento che sta diventando oramai tradizione per questa comunità. Ogni volta è un'emozione nuova, però è così? Esatto, un'emozione nuova, il ciclismo che è veramente uno sport incredibile. Quest'anno abbiamo cambiato location del traguardo della partenza, abbiamo allargato il circuito portandolo su 4 comuni, ascoltando il pensiero di un grande del ciclismo del nostro paese, Angelo Gaglio, che è un nostro imprenditore che il ciclismo l'ha fatto nascere, l'ha fatto crescere con la GS, che è anche partner di questo evento. Meraviglioso, sono emozionato perché so che tra i nomi dei ciclisti protagonisti insomma di questi 2 giorni ci sono atleti di una caratura importante, quindi siamo pronti, emozionati, ma sicuramente sarà un grande spettacolo. E Angelo Gaglio davanti al gruppo alla partenza con la sua azienda a sostenere questa iniziativa. Il ciclismo è veicolo importante anche sotto il profilo professionale, è così? L'azienda che cosa dice? È importante perché è importante credere nello sport, nel ciclismo, specialmente anche noi che abbiamo una squadra di juniores e allievi quest'anno, che fra 2 anni festeggiamo i 50 anni e quest'anno ho voluto che i comuni sia un circuito adatto ai 4 comuni, non soltanto a San Pietro in Gu, ma fare il giro anche per Carmignano, Grantorto e fare un anno per parte, così da dare l'importanza di più a questa manifestazione importante. Sono 186 gli atleti che si sono schierati ai nastri di partenza della prima delle 2 giornate di gare a San Pietro in Gu, valida quest'anno per il Giro dei 4 comuni e per il trofeo Alessandro Bolis alla memoria. Ad abbassare la bandiera a scacchi insieme ad Angelo Gaglio, al primo cittadino Paolo Polati e a Marta Boresi anche il piccolo Giovanni Bolis, che nel solco di quanto ha saputo fare il papà segue con grande passione anche il mondo del ciclismo. Dicevamo 186 atleti ai nastri di partenza in una giornata decisamente primaverile, temperature ideali per correre in bicicletta e anche l'occhio del sole a baciare il gruppo. Un plotone che si lancia sin da subito ad alta velocità lungo il primo anello iniziale, quello di 22 km e mezzo, disegnato tra San Pietro in Gu, Gazzo, Grantorto e Carmignano di Brenta. Percorso completamente pianeggiante che però è sicuramente adatto alle ruote veloci, ma lascia la porta aperta anche a coloro che hanno il coraggio, l'ardire di provarci da lontano. Intanto questa bella immagine aerea per andare a godere del passaggio del gruppo nel cuore di San Pietro in Gu, laddove vi è il cuore pulsante della manifestazione. Un ritrovo importante, quello proposto dagli organizzatori della Orange SD, della Guadense Rotogal e della Associazione Alessandro Bolis, anche per questa manifestazione che è giunta quest'anno alla sua 3ª edizione. Vedete tanta bagarre nei chilometri iniziali in testa al gruppo, con diversi atleti che tentano di prendere il largo, ma i primi chilometri scivolano via ad oltre 55 km orari di media. Una velocità folle per il gruppo dei 186 in gara, che non consente ovviamente spazio a nessuno degli attaccanti. Si transita proprio sulle strade di Carmignano di Brenta, proprio di fronte alla casa di Alessandro Bolis, dove l'associazione Alessandro Bolis ha voluto allestire un traguardo volante. I primi 2 atleti che provano e riescono a fare la differenza sono Valery Shitin della CTF Victorious, insieme a lui il dorsale 84, maglia della Gallina Lucchini Ecotec, vale a dire Manuel Franzoni. Questi 2 atleti riescono
riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 45 secondi sul resto del gruppo e vanno a transitare sulla linea d'arrivo al cartello dei 7 giri al termine con un vantaggio ancora significativo. Bella generosa l'azione di questo tandem, che però deve fare i conti con la reazione di un gruppo che non si dà per vinto. Infatti un plotone decisamente attento, quello che ha al proprio interno tutti i velocisti che si sono messi in luce nelle prime settimane di gara in Italia e che quindi sono decisi a lottare sino all'ultimo colpo di pedale per un successo che in pochi anni è già divenuto prestigioso. Ricordiamo che la prima edizione del trofeo Alessandro Bolis era andato a Nicolas Gomez, l'atleta colombiano della Colpac Ballan all'epoca, e poi lo scorso anno invece aveva premiato Daniel Skerl, capace di fare il bis il giorno successivo nel ciclismo web Criterium. Passaggio anche per il gruppo sulle strade del centro di San Pietro in Gue. Intanto prosegue l'azione di Franzoni e Scitin, che continuano di comune accordo ma vedono comunque il loro vantaggio ridursi a vista d'occhio. Quando siamo ormai per il nuovo transito nell'abitato di Gazzo, infatti, vedete, superano gli atleti anche le motostaffette, il plotone si sta avvicinando e di lì a poco ci sarà il ricongiungimento. Nulla di fatto dunque per questo attacco generoso, spettacolare ma senza fortuna. Si transita anche per l'abitato di Gran Torto, una manifestazione questa messa in cantiere anche quest'anno con l'obiettivo di essere ad impatto zero. Infatti, oltre all'utilizzo di materiali riciclabili, gli organizzatori hanno compensato le emissioni di CO2 di tutti i mezzi in corsa con l'acquisto di alcuni carbon credits certificati. Intanto, quando siamo al passaggio a Carmignano di Brenta, valido questa volta per l'assegnazione del traguardo volante in memoria di Alessandro Bolis, ad andarsene in perfetta solitudine è il vicentino Andrea Guerra, portacolori della Zalfero Mobile Desiré Fior. Lui che è atleta elite, abituato a fare la differenza in salita, prova ad andarsene tutto solo. Davvero un ottimo passo quello di Guerra, atleta che lo scorso anno è stato costretto a fare i conti più volte con la sfortuna e che quest'anno sembra pronto per dare il meglio di sé in questa stagione 2024. Siamo alla svolta nel centro di Carmignano con Andrea Guerra che viaggia con 25 secondi di vantaggio sulle prime avvisaglie del gruppo, ed è proprio dal plotone inseguitore che si sgancia questo terzetto composto da Etienne Grimaud della BS Carrera, quindi Mattias Nordal della Solme Olmo e Brandon Baldacci della Rostese. Si forma così un quartetto al comando della corsa quando mancano ancora più di 35 km al traguardo, ma il gruppo questa volta alle loro spalle sceglie di allargarsi su tutta la sede stradale, dando il via libera a questa azione. Generoso il tentativo dei 4 attaccanti che nel volgere di pochi chilometri arrivano ad avere un vantaggio di 1 minuto e 45 secondi sul gruppo. Avete visto nelle nostre immagini un gruppo che fatica ad organizzare l'inseguimento, sono tanti, abbiamo detto, i velocisti in gara e le squadre iniziano a studiarsi una con l'altra. Intanto i 4 attaccanti viaggiano di comune accordo, vanno a transitare davanti agli stabilimenti della Rotogal proprio all'entrata di San Pietro in Gu per andare ad ultimare così l'ultima delle tornate iniziali. Si va ad affrontare il carosello finale con 5 tornate di 3 km ciascuna disegnate proprio nel centro di San Pietro in Gu, e le curve favoriscono ovviamente i fuggitivi che entrano su questo circuito con 1 minuto e 20 secondi di vantaggio e mantengono per diversi giri questo gap sul gruppo. Siamo ormai al cartello dei 2 giri al termine e vedete che alle spalle dei 4 fuggitivi c'è ancora la macchina del cambio a ruote, segno che il margine sul gruppo è ancora rassicurante, e quindi a questo punto iniziano a prendere in mano la situazione anche le squadre degli uomini più attesi della vigilia, vale a dire la MBH Bank Colpac Ballan, insieme con loro anche l'Unione Ciclisti Trevigiani Energia Pura Marchiolle e il Cycling Team Friuli Victorious. Sono queste le
Le squadre più accreditate in caso di arrivo allo sprint si pongono proprio all'inseguimento dei 4 battistrada, che però decidono di proseguire ancora una volta di comune accordo, hanno ancora diverse energie da spendere. Mattias Nordal in prima posizione affronta questa curva, sulla sua ruota Etienne Grimaud della BS Carrera, quindi Andrea Guerra e Brandon Baldacci. Passaggio al suono della campana per i 4 battistrada che vantano ancora più di 30 secondi sul gruppo. Ormai l'inseguimento del plotone si fa disperato, le squadre di velocisti tentano il tutto per tutto, c'è anche una piccola scivolata proprio sulla curva posizionata dopo il traguardo, fortunatamente senza conseguenze per gli atleti coinvolti, ma il plotone si sfilaccia ulteriormente e questo consente ai 4 battistrada di avere ancora un attimo di respiro. Siamo ormai già sul rettifilo d'arrivo con i 4 attaccanti, con Etienne Grimaud in prima posizione, sulla sua ruota Mattias Nordal, quindi Guerra e Baldacci. Sarà il valdostano, il giovane atleta della BS Carrera, a lanciare lo sprint, uno sprint assolutamente incerto con i 4 attaccanti che hanno il gruppo ormai alle calcagna. Dalla scia di Etienne Grimaud esce velocissimo Mattias Nordal, l'atleta danese della Solme Olmo, che riesce ad imporsi nettamente sui compagni d'avventura. Seconda posizione per Etienne Grimaud, terzo Andrea Guerra, quindi Brandon Baldacci. Ad aggiudicarsi la volata del gruppo è il toscano Francesco Della Lunga della Opla Petroli Firenze, che precede il vincitore uscente Daniel Skerl del Cycling Team Friuli Victorious, quindi Simone Buda, Zach Erzen, Alessio Menghini e Giovanni Zordan. Uno sprint, quello di Nordal, che merita il replay per andare ad apprezzare la freddezza di Mattias Nordal e soprattutto la sua brillantezza nel piazzare lo spunto vincente negli ultimi 150 metri, riuscendo a resistere al ritorno di un gruppo lanciato davvero a doppia velocità. E ora spazio alle interviste del dopo gara. Nordal sul traguardo di San Pietro in Gu, una volata scritta a tavolino, vorrei quasi dire, dura però, no? Sì, è dura, dopo 40 km a fuga, molto dura. Penso prendi un minuto e mezzo forte e poi loro stai con noi. E io pensavo se entro in la piccolo giro il gruppo vince. 2 vittorie nel giro di una settimana, beh insomma meglio di così. Ma tutto avremmo pensato, ma oggi in una gara del genere, corsa a 47 di media, che arrivasse la fuga e che siamo riusciti a vincere con Mattias, che è tutto tranne un velocista, è fondamentale, è impensabile per noi, insomma. Però, ripeto, fa sempre piacere vincere 2 corse così in 8 giorni ci gratifica di tutto il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo.